Buonasera, altra puntata di preview, una puntata importante in cui analizzeremo ciò che ci aspetta nella partita fra Catania e Turris. È stata la settimana di Cristiano Lucarelli, ne parleremo ovviamente, l'abbiamo detto, Lucarelli Ter, insomma la sua terza esperienza sulla panchina del Catania, ne discuteremo per larga parte della trasmissione in cui ci occuperemo ovviamente anche dell'impegno del Messina e anche di pallavolo con la Saturnia. Vado a presentare i miei ospiti incominciando dal mio grande amico Saro Foti. Ciao Saro. Ciao caro Marco, buonasera a tutti. Buonasera a te e poi a proposito di amici Gianluca Russo. Ciao Gianluca. Ciao Marco, saluto te, saluto mister Foti e saluto Naomi. Gianluca. Buonasera a tutti. E salutando gli amici saluto poi le bellezze, una c'è la singolare, cioè Naomi Moschitta. Ciao Naomi. Ciao Marco, ciao agli amici in studio, agli amici e alle amiche a casa e ricordo come ogni puntata il nostro numero WhatsApp per lamentarvi, gioire insieme a noi e commentare ovviamente quello che accade in studio e accadrà probabilmente nelle prossime partite. Commentare se voi sta iniziando anche la partita della nazionale, vi daremo anche degli aggiornamenti su quello che succede alla nazionale. Intanto Naomi, io vorrei tornare da te perché noi come sempre cominciamo col programma sinteticamente della giornata e poi con la classifica. Si gioca di sabato questa settimana, il nostro Catania incontra la Turris alle ore 14 in casa, Catania Turris alle 16:15, Casertana Crotone, stesso ora, stesso giorno, Latina Picerno, alle 18:30 di sabato giocano Taranto e Brindisi, mentre domenica 19 ore 14 c'è Monterosa e Virtus Francavilla, alle 16:15 Avellino Giuliano, Foggia Messina, Monopoli Benevento, alle 18:30 c'è Juve Stabia Sorrento e Potenza Cerignola. E adesso una breve occhiata alla classifica aggiornata alla 13ª giornata di campionato, ancora capitanata da Juve Stabia a 28 punti, seguita da Avellino e Benevento a 26 punti, 23 i punti per Picerno e Casertana, 22 i punti per Latina, 21 punti per il Crotone, 20 punti per Taranto, 19 per Cerignola, 18 per il Foggia, 17 punti c'è il Potenza, 16 punti per il Giuliano, 15 punti per Catania, Monopoli e 13 punti per la Turris, 12 punti per Sorrento, Virtus Francavilla, a 11 punti troviamo il Messina, 10 punti per il Brindisi, 6 punti Monterosi. Questa è dunque la posizione di classifica, grazie Naomi, con le due siciliane insomma, che non stanno certamente messe bene in questo momento con la graduatoria, anche se il Catania affronta una squadra certamente in crisi come la Turris, che viene da 5 sconfitte consecutive. Comunque parliamo intanto di Lucarelli. Come? Intanto andiamo a dare un'occhiata a quello che ha detto Lucarelli in sede di presentazione, perché lui arriva dall'esperienza di Terni, dunque ha maturato un'esperienza importante, vincendo un campionato di Serie C, disputando alcuni campionati di Serie B. Vediamo cosa porta con sé dall'esperienza di Terni il nuovo allenatore del Catania. Rispetto a 6 anni fa, sicuramente molta più esperienza, no? Perché un conto 6-7 anni fa ero sicuramente diverso, no? E oggi ovviamente le esperienze mi hanno maturato, nel frattempo ho fatto delle cose, ho anche vinto, ho fatto 3 anni da Serie B, quindi si affronta anche allenatori bravi e quindi sicuramente sono un allenatore diverso anche nelle conoscenze, anche in quello che proponi. Poi penso sempre che un allenatore debba essere un po' un sarto e riuscire a rendersi conto del materiale che ha a disposizione e cercare di valorizzarlo il più possibile. Queste dunque le parole di Lucarelli in sede di conferenza stampa e di presentazione. Vi anticipiamo che poi sentiremo invece le parole in esclusiva proprio per preview di Cristiano Lucarelli relative alla partita con la Turris. Lo faremo nella seconda parte della nostra trasmissione. Io però a proposito di Terni tengo a salutare e a ringraziare della sua presenza un collega, il collega Luca Giovannetti del Corriere dell'Umbria, di Umbria più TRT. Luca, ciao, buona serata. La mia più cordiale buonasera a tutti voi e ai vostri ascoltatori. Allora Luca, abbiamo sentito parlare Lucarelli, tu lo conosci molto bene, l'hai seguito e conosciuto bene negli anni di Terni e allora la domanda è proprio questa, capire che diversità ci dobbiamo attendere in Lucarelli rispetto a quello che abbiamo conosciuto qui a Catania qualche anno fa. In che cosa è cresciuto secondo te?
credo che sia cresciuto anche, e dico anche, quindi non soltanto sul piano tattico, perché già nell'anno della promozione trionfale dalla C con 18 record frantumati da una Ternana che era palesemente fuori categoria in quella stagione e aveva almeno 5-6 giocatori che erano davvero assolutamente non parametrati rispetto alla Serie C, in quell'annata aveva già evidenziato, o meglio confermato, perché lo conoscevamo già nei suoi pregi, una grande capacità di lettura della gara in corso d'opera, quindi durante lo svolgimento del match. Capacità che poi è stata confermata in questi 3 anni di Serie B. Nel primo anno la Ternana è arrivata decima a 4 punti dai playoff, in virtù di un 4-4 maturato per un rigore quantomeno dubbio per il Frosinone a Liberati. Capite bene che con 2 punti in più la Ternana e con 1 punto in meno il Frosinone le cose sarebbero andate diversamente. Poi dopo i playoff rappresentano una lotteria e quindi, come dire, nessuno saprà come sarebbero andate eventualmente le cose con la Ternana, che comunque quella qualificazione ai playoff l'aveva meritata o l'avrebbe meritata sul campo. Nella scorsa stagione, partita con grandi proclami e del resto con una società molto ricca e molto ambiziosa come quella targata Bandecchi, le cose sono andate male, o meglio, c'è stato l'esonero di Lucarelli quando la squadra era quarta, dopo una brutta sconfitta a Pisa, un esonero che ha colto tutti di sorpresa, ma evidentemente, dico evidentemente perché alcune cose le so ma non conosco tutti in retroscena, anche se altri li intuisco. Alcuni rapporti tra la guida tecnica e una parte della dirigenza forse si erano almeno in parte deteriorati. Questa però la dovete prendere come una valutazione congetturale, verosimile ma congetturale, non ho elementi di riscontro da fornirvi. Poi c'è stato l'interregno Andreazzoli, vedete bene cosa stia combinando adesso con l'Empoli in Serie A. Andreazzoli a Terni ha sostanzialmente fallito, lo dicono i risultati, nessuno mette in dubbio la sua capacità tattica, ma 12 punti in 12 partite con una squadra che era stata allestita anche in quel caso, parlo della penultima stagione, cioè della stagione precedente, 2022-2023, per puntare almeno all'8° posto. 12 punti in 12 partite erano un risultato deludente. A quel punto non si è capito bene cosa sia avvenuto, ha corso i tempi, dimissioni mascherate, nulla di accordo con la società. Comunque Andreazzoli è tornato a casa, sembra che lui stesso abbia indicato in Lucarelli l'uomo giusto per portare la nave in salvo, e in effetti Lucarelli è esordito subito con uno 0-0 ricco di recriminazioni a Palermo, con grandi parate e poi Luca è arrivato quest'ultimo anno particolare, no? Io vado... No, ma le cose si sono incrinate quando la Ternana, che era già salva sostanzialmente, ha perso le ultime 5 partite consecutive della stagione scorsa, arrivando 14esimo, che è una posizione che né la piazza né la società hanno tollerato. In ogni caso Lucarelli è tornato con una nuova società alla guida del club a metà luglio, diciamo che è stato annunciato 72 ore prima del ritiro di Cascia, con programmi ridimensionati, con una società meno opulenta, diciamo così. Certo. Io adesso non è che abbia lettura dei bonifici o dei conti bancari, ma insomma palesemente meno facoltosa della precedente o delle precedenti, perché la Ternana arriva da 3 società, l'una più ricca dell'altra. Dal 97 in poi ha avuto 3 gestioni facoltose e ambiziose. Luca, ti fermo solo un secondo, perché mi dai l'assist per fare una domanda a Saro Foti e a Gianluca. Parlava del budget il buon collega Luca Giovannetti, di una Ternana, un budget ridimensionato in questa stagione, drasticamente ridimensionato. Una situazione che Lucarelli, ok, si è discusso molto del budget che il Catania ha utilizzato quest'anno, ma una situazione societaria sicuramente diversa. Ne ha parlato anche lui oggi, di una società serena sotto questo punto di vista qui a Catania. Ma non c'è dubbio, Catania in questo momento è invidiato da qualsiasi altro organigramma societario, da qualsiasi tecnico, perché presenta concetti solidi, presenta anche la voglia di fare un percorso programmato e pianificato per fare soltanto bene e saltare
nella categoria superiore. È un vantaggio per un allenatore, Gianluca, riuscire ad avere una società che lo sostiene, inizialmente, no? Sì, senza ombra di dubbio. Poi però ci sono piazze come Catania ed altre città che sono esigenti e quindi al di là della società forte che ha alle spalle non ti permettono di avere passi falsi in classifica. Tant'è vero che vediamo che la società è sempre quella. Catania è costato il posto di lavoro a tanti personaggi che orbitavano nel mondo Catania, parlo dell'allenatore, lo staff, il direttore sportivo, e quindi questo chiaramente è frutto di risultati. Quindi inizialmente sicuramente ti avvantaggia una società solida e presente come lo è il Catania, ma di contro poi si va in campo, bisogna andare a fare risultati e convincere. Fra poco torno da Luca, ma volevo andare da Naomi perché abbiamo intrapreso il percorso di Lucarelli a Terni, no? Per capire come è cambiato. Ora chiederò poi a Luca sotto l'aspetto tattico quali erano le convinzioni di Lucarelli, ma c'è un altro percorso, Naomi, che puoi evidenziare tu, no? Che arriva dai social. C'è il percorso che ha condotto Lucarelli a Catania e io direi come sempre di servirmi dei meme che la pagina 426, un serbatoio inesauribile, ci fornisce, quindi vediamo un attimino il percorso di Lucarelli. Tic tac tic tac, aggiornamento, tramite un jet abusivo Cristiano è arrivato, lo attende il Lex alla fermata. Aggiornamento, Unni e Giunto Lucarelli, 2 punti, il mister ha appena preso il Lex alla fermata, si vocifera sosta da Gaetano Pescheria. Aggiornamento, Cristiano Lucarelli 99 in pausa cacocciole con Gaetano Pescheria. Gaetano ha gentilmente accompagnato il mister che non prendeva Sels da 4 anni, vediamo il mister al chiosco. Ora, in un ufficio vicino, c'è qualcuno che vuole fargli firmare un contratto per la FC Catania. Per fortuna la firma non c'è stata, è stato salvato da Grella che gli ha mandato il nuovo logo corretto, quindi adesso prenderà il bus 433 per arrivare al Cibalino. Aggiornamento, mister Lucarelli è arrivato, non ha ancora firmato ma è dentro gli spogliatoi e poi tutto termina così. A lavorare! Questo è l'atteggiamento col quale il mister si è approcciato alla squadra. Questo è il percorso, ovviamente, chiaramente il calcio è bello perché ci si può anche un po' scherzare sopra. Luca, torno da te, discorso tattico e tecnico, come Lucarelli lo ha affrontato nella Ternana, il sistema di gioco che ha utilizzato di più qual è stato, per capire se magari poi lo affronteremo nella seconda parte della nostra trasmissione, può essere un sistema utilizzabile anche a Catania. Nell'anno della promozione trionfale 4-2-3-1, 3 mezze punte e una punta di riferimento con una mediana a 2. Era un lusso che quella Ternana si poteva permettere in quella categoria, in quella stagione. Poi in Serie B ci sono stati vari sistemi di gioco, ad esempio in questa attuale scelta dichiarata ed esplicitata dal mister già nei primi giorni di ritiro, 3-5-2, quindi 3 marcatori centrali, un atteggiamento accorto, addirittura spesso 3-5-1-1, perché alle spalle di una prima punta strutturata Favilli o il giovane Raimondo giocava un trequartista come Falletti, quindi tra il 3-5-2 e il 3-5-1-1. Poi è chiaro che a partita in corso, mi ricollego a quello che vi ho detto in apertura di collegamento, Lucarelli ha confermato la sua grande duttilità tattica, la sua, come dire, rapidità di pensiero, anche supportato da un ottimo staff, e quindi abbiamo visto in corsa vari atteggiamenti tattici. Io parlo durante lo svolgimento dei match. È una squadra, l'ha detto anche Lucarelli oggi, vorrebbe vedere domani una squadra che riesce a cambiare pelle con gli stessi uomini in campo, nemmeno facendo dei cambi, per cui con gli stessi uomini in campo riuscire. Mi confermi, Luca, che è una sua prerogativa? Sì, anche, intanto ci sono cose che io apprezzo molto di Lucarelli che sembrano banali ma non lo sono, perché non tutti gli allenatori le adottano. Intanto sfrutta sempre, e dico sempre, forse una volta in 3 anni e mezzo non è successo, le 5 sostituzioni. Non ama sostituire giocatori nell'intervallo, tendenzialmente i primi cambi, salvo casi particolari, li effettua grosso modo intorno al 15° della ripresa, a mezz'ora dalla fine più recupero. Secondo, sostituisce gli ammoniti, e questa secondo me è una cosa talmente ragionevole, sì, ma è talmente ragionevole che io trovo sconcertante il fatto che non tutti la adottino, perché le doppie ammonizioni cambiano spesso molto le partite, e lui è molto bravo ad intervenire tempestivamente in questo, che ripeto dovrebbe essere un'ovvietà ma non lo è. Luca, io ti ringrazio di cuore per la tua partecipazione, per la tua presenza e anche per le tue parole, perché ci hai spiegato bene che cosa è stato Lucarelli a Terni e che cosa potremo aspettarci qui a Catania di conseguenza. Ti ringrazio, una buona serata. Ciao Luca.
Grande allenatore, ottima persona, ma voi lo sapete meglio di noi. Ciao a tutti. Ciao, grazie a te, grazie a te. Allora, noi ci fermiamo e ritorniamo fra pochissimo proprio per ascoltare che cosa ha detto Lucarelli oggi, prima della partita con la Turris. Seconda parte della nostra trasmissione, abbiamo parlato di Lucarelli, quello che ha vissuto i suoi anni a Terni, l'abbiamo fatto anche grazie a un collega che appunto l'ha seguito negli anni della Ternana, negli anni in rossoverde, delle Fere, e ora invece vogliamo parlare di quello che ci attende proprio qui a Catania. La prima è la partita con la Turris. Che partita ti aspetti, Saro Foti? Ma io mi aspetto una partita dove il Catania avrà sicuramente una grande voglia di far bene. Certamente il pensiero è quello di interrompere un periodo negativo, regalare ai tifosi il piacere di una vittoria importante non soltanto nel risultato ma soprattutto negli atteggiamenti, perché se c'è una cosa che a me da osservatore esterno non è stata aggredita da parte della squadra è stato l'atteggiamento. Anche i tifosi credo che condividano questo pensiero con te. In certi momenti era una squadra come se venire a termine della gara da una sconfitta poteva rappresentare la normalità, quando invece per una squadra come il Catania e comunque per chi scende in un rettangolo di gioco in un settore professionistico non è mai bello uscire in maniera quasi di rassegnazione con... Questa è la partita ultima, quella di Cerignola, in cui l'atteggiamento iniziale era stato buono, c'era Zeoli in panca, ma poi dopo la squadra si è sciolta. La partita vive ormai di 100 minuti e anche oltre. Se una squadra per un lasso di tempo fa bene, poi va in frantumi, molto verosimilmente ha anche una debolezza caratteriale, oltre che può essere di altre nature. E quindi sotto questo punto di vista Lucarelli secondo me dovrà lavorare attentamente. Tu lo dicevi Gianluca, guardando la partita di Coppa Italia contro il Picerno, è vero c'erano delle differenze, era un Catania diverso, con un approccio diverso, l'abbiamo visto anche a Cerignola, ma i problemi di fondo erano rimasti e sono rimasti. Sì, perché comunque una settimana per preparare una squadra che viene da un periodo negativo... Zeoli ha fatto un lavorone, ma ovviamente non si può cambiare tutto. Ho cercato di mettere una pezza a livello tattico in quello che era l'atteggiamento comunque di base di questa squadra, che sarà il vero problema poi di Lucarelli, perché si parlava poco fa di Lucarelli, la differenza fra il primo Lucarelli e quello che arriva adesso. È chiaro che sono 6 anni di innovazione tattica che lui ha avuto, perché ha fatto campionati importanti, campionati vincenti, squadre diverse, però adesso si va a confrontare con un problema diverso. Non ha quella rosa, ha una squadra che è in una fase calante sia a livello fisico che a livello di atteggiamento, sono giocatori non scelti da lui e quindi anche se li conosce, quindi sta là proprio la difficoltà. Quindi qua adesso lui, a differenza di Zeoli, non può mettere una pezza, qua bisogna girare pagina. E lui l'ha detto oggi in conferenza stampa, l'ha detto ai nostri microfoni, perché proprio oggi l'abbiamo intervistato per sentire quelle che sono le sue sensazioni dopo una settimana di lavoro, dopo 4 giorni di lavoro ma molto intensi, perché Lucarelli ha fatto varie doppie sedute, ha portato i giocatori a pranzo, fuori, insomma ha tentato di costruire e di rifare il gruppo, di rimettere in piedi un gruppo. Ascoltiamo, l'abbiamo diviso in 2 questa intervista, ascoltiamo la prima parte, sentite in particolare la prima risposta. Mister, in sede di presentazione lei ha detto voglio gente che ci crede. Quanta gente che ci crede ha trovato in questi giorni di allenamento? Tutti. Pensavo di no, invece tutti massima disponibilità fino al 23 dicembre, poi dove noi dovremo cercare di ottenere più punti possibili e possibilmente di accorciare anche qualche distanza, e poi faremo le valutazioni che dovremo fare. So che non ce lo dirà mai se giocherà 4-3 in difesa, ma ha detto anche in conferenza stampa che è una squadra camaleontica, è una squadra che faccia punti. Sì, quello sopra primis che faccia punti. Poi se saremo anche camaleontici nel saper interpretare le varie situazioni che troveremo in partita, ancora meglio. Però quello che è importante
per guarire da queste situazioni sono i punti, e domani, anche se non sarà una partita facile, ma dovremo cercare di partire col piede giusto. Le faccio una domanda su due giocatori proprio in virtù di questo essere camaleontici. Uno è Rocca, può essere un giocatore che può dare la possibilità appunto di variare anche i moduli durante la partita in corso, e l'altro invece è Chiricò, che magari insiste più sulla sua mattonella, ma magari a cui lei chiede qualcosa di diverso. Che chiederò qualcosa di diverso sicuramente, però credo sempre nella sua, diciamo, nella sua mattonella, perché dopo 12 anni, 13 anni di carriera ormai quella per lui è casa, no? Quindi, però sicuramente chiederò qualcosa di diverso. Rocca è un giocatore che può darci delle soluzioni, delle varianti in corso senza ricorrere a sostituzioni, ma non è solo lui, ce ne sono anche altri giocatori che abbiamo che possono interpretare più ruoli e possono essere utili durante la partita. Intanto ha segnato l'Italia con Darmian contro la Macedonia del Nord, queste belle notizie per la nostra nazionale che è in vantaggio 1-0 contro la Macedonia. Arrivano messaggi invece per quanto riguarda il Catania, Naomi, vengo da te. Inizierei con due messaggi che costituiscono le due facce della stessa medaglia del sentiment da parte del pubblico. Certo. Scrivono: domani con Lucarelli e lo splendore del sole il Catania risorgerà. Ma c'è invece anche chi scrive: non ci sarà sicuramente un cambiamento radicale domani, ma sono sicuro che l'approccio sarà diverso, perché i calciatori si renderanno conto che si giocano buona parte della loro credibilità ad oggi. Il mister e chi sbaglia atteggiamento avrà un bel posto in tribuna da qui a gennaio, scrive Luigi. Ancora, buonasera a tutti, basta con le critiche, stringiamoci attorno alla società e soprattutto incoraggiamo la squadra senza critiche. Santi, buonasera, Lucarelli grande giocatore, ottimo allenatore, scrive Tino, Gaetano e Salvo della tribuna B. Chi pensa che con Lucarelli tutto è stato risolto è da folli. Ormai il campionato riguardo il primo posto è compromesso, si può sperare solo in un miglior piazzamento, il prossimo campionato poi vedremo, e pensiamo a questo intanto. Ecco. Pensiamo, certo, il prossimo campionato è ancora lontano a venire. Gianluca, sentivi le parole di Lucarelli e mi dicevi cosa? No, volevo dire... Dillo a tutti, va. No, dico che il discorso di avere comunque un atteggiamento camaleontico in campo credo che sia la massima espressione di un'intelligenza tattica di un allenatore, perché quando lui dice per esempio che Rocca può favorirgli questa situazione senza bisogno di andare a fare dei cambi. E questo è un dato importante, che poi per chi studia calcio come noi capisce benissimo che un Rocca mezzala, se lo sposti come vertice alto del centrocampo, diventa un 4-2-3-1, quindi oggi ti permette di avere altre soluzioni e avere un modo più profittevole durante la partita. Detto questo, mi è piaciuta diciamo, una delle prime interviste proprio tattiche di Lucarelli, perché comunque, a differenza infatti di 6 anni fa, ha le idee molto più chiare, nonostante sia arrivato a Catania da qualche minuto in sostanza, però ti convince? Sì. Allora, abbiamo sentito il collega che diceva nell'ultimo anno a Terni 3-5-2, 3-5-1-1, vi anticipo che poi chiaramente andremo sulla probabile formazione del Catania, ma siccome se ne è discusso tanto di questa difesa 3 per Lucarelli, difesa 3 con i 5 centrocampisti, con i due esterni, no? Allora io vi chiedo innanzitutto, in un possibile 3-5-2, Chiricò dove lo mettiamo? Seconda punta. In un 3-5-2 Chiricò non può fare altro che la seconda punta, perché non puoi dargli sicuramente la zona esterna del campo. Non vedo altre soluzioni, comunque io non credo che questa possa essere la soluzione sulla quale Lucarelli sta lavorando. Noi ne stiamo parlando solo perché se ne è parlato molto, e attenzione, non è quello che stiamo pensando. Io parto da un punto di vista mio come tecnico, ma sicuramente è il pensiero della grande maggioranza dei tecnici. Il sistema di gioco deriva conseguenzialmente dalle caratteristiche dei calciatori. Allora, se io ho un giocatore come Chiricò, io devo valorizzare la forza di questo giocatore, non posso metterlo nelle condizioni di poter dare meno di quanto parlato della mattonella, no Lucarelli? Parlavo della mattonella. La sua mattonella non è quella, forse. Non è assolutamente quella, non puoi avere minimamente l'idea di fargli fare il laterale, non lo può fare neanche Chiesa, vado in alto, non lo può fare neanche Chiesa il laterale, quando qualche volta nella Juve il mister ha tentato di fargli fare il laterale.
appunto con i 3 centrocampisti e i 2 esterni che qualcuno chiama braccetti, che a me odio questo termine, a me piace che vengano definiti i laterali del centrocampo. E quindi in questo contesto gli uomini che ha a disposizione, secondo me, conoscendoli da vicino, suggeriranno a Lucarelli quale sistema di gioco può essere il migliore. altro sistema. Gianluca? Sì, il mister parlava di 3-5-2, 3-5-1-1, non lo può fare perché intanto lui ci ha dato subito un indizio, la mattonella di Chiricò, quindi non lo sposta da là. Giocando con il 4-3 abbiamo già visto quali sono i deficit del Catania, mettendo una squadra per esempio col 4-2-3-1, che soluzioni dai al nostro uomo cardine, l'uomo più importante tecnicamente che è Chiricò? Gli dai una sovrapposizione. Ma questo ne parliamo dopo. Non la brucio, è il mio pensiero. No, dillo. Vabbè, dai tante soluzioni, perché hai una sottopunta vicina, hai l'attaccante che gli può fare lo scarico, hai l'esterno, in quel caso a destra, che comunque sappiamo che l'esterno a destra è di solito Rapisarda, l'esterno basso, e va su, quindi gli crei una sovrapposizione. Puoi avere di là. Dall'altro lato, nel 3-5-2, per esempio, ci mancherebbe il quinto di questa sinistra. era l'altra domanda che gli facevo. Il quinto di sinistra, c'è un giocatore che può fare il quinto di sinistra a tutta fascia nel Catania? Allora, se lo puoi fare a chiunque, poi bisogna vedere come lo fanno. Cioè il quinto è a mio avviso uno dei ruoli più difficili, perché devi fare le due fasi. Sarebbe adattato. Devi fare le due fasi. Ecco, Mazzotta, già ce l'hai adattato, lo puoi mettere a partita in corso per andare a chiudere la partita. Ok. Stop, non ci puoi fare un campionato. Maffei può essere forse. Ma nemmeno, è un terzino a mio avviso. Okay. Quindi non ha la fase offensiva e deve avere la fase di grande corsa, grande gamba, grande intelligenza, deve venire dentro il campo, deve andare sull'esterno, deve mettere palla. Cioè il quinto nasce quinto. A proposito a proposito di quinto niente, invece andiamo a sentirci la seconda parte dell'intervista di Lucarelli, che parla invece del legame con la società e di questo suo ruolo, perché Grella l'ha detto in conferenza stampa, lui lo vede un po' come un manager, no? Sentiamo un po'. L'ultima che le faccio è sulla scommessa con la società, la scommessa e anche il fatto di interpretare un ruolo che sa di manager in questo momento. È una scommessa doppia. Ma più che manager, diciamo, è un po' un ruolo di una condivisione al 100% delle scelte di mercato, no? Perché giustamente Grella parte da un presupposto di dover scegliere giocatori funzionali a quello che ha le idee tattiche dell'allenatore, quindi in questo senso noi dovremmo essere, poi chi suggerisce per primo il nome non è importante, quello che è importante è che ci sia condivisione sul nome, perché sennò poi iniziano sempre i giochini direttore sportivo allenatore, quello l'ha preso l'allenatore, quello l'ha preso il direttore sportivo, invece noi quando prenderemo un giocatore è perché ne siamo convinti tutti e due, quindi non è proprio un ruolo manageriale, è più una condivisione totale di eventuali interventi sul mercato. Condivisione totale, dunque un asse fondamentalmente fra Lucarelli e Grella che opereranno insieme sul mercato. A partire da gennaio probabilmente già ci saranno dei giocatori che arriveranno a Catania per rinforzare la squadra, lo diciamo noi ovviamente, non l'ha detto Lucarelli. Andiamo a vedere invece le statistiche a confronto, perché cominciamo a parlare della partita con la Turris attraverso la grafica con le nostre statistiche che ci danno un po' il senso della situazione fra le due squadre. Vi dobbiamo dare un piccolo errore sulla grafica. Quel primo che vedete per la Turris per quanto riguarda i più gol subiti è invece 60°, perché la Turris è ultima in questa speciale classifica. Gianluca, palla a te per darci un po' il dettaglio di questi dati. Sì, chiaramente il dato più importante sono i gol subiti, è la 60ª squadra, appunto la squadra di Serie C è la squadra che ha subito più gol, da notare anche gol da fuori area, credo che il massimo sia stato 6, esattamente. Loro ne hanno già presi 5, quindi sono tutte situazioni che Catania dovrà sfruttare, per quanto si equivalgono chiaramente nel possesso palla, perché comunque poi vedremo in analisi la Turris comunque è una squadra importante, una squadra che ha molta qualità anche se non sta giocando bene in questo periodo.
Altra situazione sono i cartellini rossi, la squadra che ha subito più cartellini rossi perché è proprio il momento dettato dalle sconfitte consecutive, hanno un organico forte, hanno una squadra forte ma non riescono a fare risultato, quindi questa cosa li penalizza proprio a livello emotivo, sono giocatori molto nervosi e poi i cartellini insomma dimostrano questa situazione. Un altro dato importante riguardava le palle perse. Esatto, infatti lo volevo commentare anche, dillo tu e poi lo volevo commentare con semplicemente dire che la Turris è la quarta squadra su 60 partecipanti ai tornei che è quella che ha perso più palle. Questo è importante, mister, è una cosa su cui il Catania può insistere. Sì, ed è un dato comunque che fa pensare, perché la gestione della sfera è fondamentale. Se in campo la palla circola male, non riesci a trovare i tempi giusti e perdi il possesso della palla, non fai altro che fare fatica, mettere l'avversario in condizione di avere immediatamente la fase offensiva, soffre la fase difensiva perché probabilmente sei leggermente sfilacciato, e quindi questo è un dato che va fortemente contro la Turris e di cui il Catania credo ne debba tenere conto parecchio. Ma per esempio, scusa, per esempio anche sui falli subiti è la seconda squadra su 60 per numero di falli subiti. Cosa vuol dire? Vuol dire che già perdi molti palloni, subisci tanti falli, quindi quando hai palla a piede, se non hai idea, se non hai velocità di gioco e tieni palla, ti mettono a gamba all'aria gli avversari, e quelli sono i risultati. Ricordiamo che la Turris ha perso, ora ne parleremo, le ultime 5 consecutive, ha perso 8 delle ultime 9 partite, Coppa Italia compresa. Questa è la situazione in casa della Turris, ma ne parleremo fra pochissimo nella terza parte della nostra trasmissione. Andremo a parlare del Messina, ma anche dell'avversario del Catania. A fra poco. Riprendiamo con il nostro preview, diamo spazio alla situazione del Messina che insomma non è certamente tanto migliore rispetto a quella del Catania. Ciccio Triolo, vengo da te, buonasera. Buonasera Marco, buonasera a tutti. Allora, dicevamo insomma di un momento, anzi di un mese particolare in casa Messina, e l'avversario di turno, il Foggia, non è certo una squadra da sottovalutare. Per il Messina che cosa si può fare per portare a casa dei punti secondo te? Non è un avversario facile, l'hai detto tu, arriva da 6 partite senza vittoria, la panchina di Cudini è in bilico, quindi si gioca un po' l'ultima spiaggia del Foggia. Non sta bene il Messina, inutile nasconderselo, perché la sconfitta con Latina ha lasciato anche strascichi pesanti. Abbiamo seguito attraverso i nostri telegiornali anche le dichiarazioni di Modica, un po' uno spogliatoio che sente qualche scricchiolio, i tifosi che hanno cominciato anche a riprendere quella sorta di contestazione. Stasera è apparso uno striscione, quindi è un momento un po' delicato, un po' particolare per il Messina, che ci arriva con diversi indisponibili. Modica oggi ha recuperato un po' Ferrara e Luciani, che si sono allenati. Buffa non ci sarà perché è out, infortunato per la trasferta di Foggia. Ci sono dubbi su Lia, che risolverebbe un grosso problema sulla corsia di destra, è più no che sì in questo momento, però è chiaro che sono tutte situazioni che rischiano di condizionare la partita del Messina, una partita difficile contro un avversario forte, uno dei tanti che i giallorossi affronteranno in un mese, dopo Latina appunto Foggia, la settimana successiva al San Filippo contro la Juve Stabia. Poi abbiamo un po' di difficoltà nel collegamento con Francesco, ti sentiamo male? Allora io direi... mi sento. Ok, adesso ti sentiamo anche noi. Facciamo così, andiamo sulla probabile formazione, Ciccio, vediamo quelle che possono essere le scelte di Modica. Eccola qua. Sì, una probabile formazione, Marco, che abbiamo un po' valutato sul momento attuale, nel senso che se dovesse recuperare se dovesse recuperare lì, è chiaro che
che giocherebbe a destra al posto di Salvo. Poi Manetta e Polito sembrano essere i giocatori che dovrebbero giocare centrali, anche se, come detto, Ferrara ha recuperato e oggi si è allenato. Non sentiamo più si gioca sul discorso tra centrocampo. Mi senti, Marco? Allora io farei così, Francesco, completiamo noi. Io intanto ti saluto, ti ringrazio, ti sento malissimo. Ti sento malissimo. Andiamo noi con la grafica della formazione. Grazie Ciccio Triolo, la facciamo rivedere così con Cavallo, Plesce e Ragusa come ipotesi d'attacco. Ringrazio Ciccio ancora perché chiaramente insomma, la situazione del collegamento non era granché in questo momento. Probabile formazione del Messina che stiamo vedendo in questo momento nella grafica. Andiamo a parlare adesso della Turris. La Turris, Gianluca, vediamo un pochettino le immagini dell'ultima partita della Turris, una sconfitta contro il Monopoli, è una squadra che tatticamente si presenta in che modo? Poi andremo da un collega che segue la Turris proprio perché ci fa il quadro della situazione invece per quanto riguarda i giocatori. Allora, Marco, la Turris abbiamo detto che è in netta difficoltà a livello tattico, i risultati non arrivano. Questo cosa succede in squadra? Succede che molto spesso Caneo, il loro allenatore, cambia il modulo di gioco, inizia a 3, conclude con la difesa a 4, sostanzialmente lui schiera la squadra con un sistema di gioco 3-4-3 per poi trasformarla da partita in corso, cambiare modulo e appunto mettersi una difesa a 4. Io nelle analisi che faremo vedere dopo ho veramente fatto fatica a trovare delle azioni importanti in fase di possesso della Turris, perché è una squadra sfilacciata, una squadra che lascia troppo campo, non hanno delle giocate codificate, non ho visto giocate codificate se non giocate fatte dai singoli giocatori, quindi è una squadra che non ha assolutamente un equilibrio in fase di possesso e in fase di non possesso, quindi è una squadra troppo sfilacciata, giocano quasi per conto loro e chiaramente poi i risultati sono quelli che arrivano. Quindi mi preoccuperei più dei singoli della Turris. Comunque, ribadendo e andando a concludere, ci aspettiamo un 3-4-3 della Turris con Cum che è la vera mina vagante di questa squadra. Ne parliamo della Turris con Stefano Esposito, collega di Vesuvio Live. Stefano, buonasera. Buonasera Marco, buonasera a tutti gli ospiti in studio. Allora Stefano, che Turris ci dobbiamo aspettare? Perché è una squadra, l'abbiamo detto, no? Che viene da 5 sconfitte consecutive, che ha fatto 8 sconfitte nelle ultime 9 partite. Insomma, non è un Catania che sta bene, ma se il Catania non sta bene, la Turris forse sta peggio in questo momento. No, decisamente peggio. Tra l'altro, se ci mettiamo anche la sconfitta, seppure supplementare, in Coppa Italia contro la Juve Stabia, arriviamo a 9 sconfitte nelle ultime 10. È sicuramente una Turris in un momento sportivamente drammatico, lo definirei, e nonostante il ritiro della settimana scorsa è arrivata un'altra sconfitta, tra l'altro la terza consecutiva in campionato per 1-0, quindi sono 3 partite che la Turris non trova la via del gol, e diciamo è una situazione veramente difficile da comprendere, soprattutto alla luce dei risultati iniziali che avevano fatto così ben sperare, avevano portato tra l'altro la Turris, che sono d'accordo con il collega, è sicuramente una squadra priva di equilibrio, però quantomeno dal punto di vista realizzativo è stata fino a un paio di domeniche fa la squadra più prolifica del girone C. Adesso ha perso anche questo primato e tra l'altro ha perso soprattutto la concretezza dei suoi uomini più importanti lì davanti, che non trovano più la via del gol su tutti. Maniero, che veramente manca la via del gol da tantissime partite. Turris che è arrivata in città nel pomeriggio di oggi. Ti chiedo la situazione invece dell'allenatore, che è sicuramente in difficoltà, si dice in bilico, si dice che già ci sia il sostituto pronto nel caso di sconfitta a Catania. In realtà proprio poche ore fa il direttore sportivo Primicile ha dato piena fiducia a Bruno Caneo, che ricordiamo ha un contratto triennale, su di lui c'è comunque un progetto di cui lui è il vertice indiscusso in società.
in altre parti probabilmente l'allenatore adesso già sarebbe stato esonerato, invece su Caneo c'è ancora una fiducia, ecco, al 100% da parte della società nonostante i risultati, ed è un progetto che parte soprattutto dai giovani, perché ricordiamo la Turris è una delle squadre che dal punto di vista dell'impiego degli under famigerati è tra le più accreditate, ecco, in Serie C, quindi c'è tutto un progetto che parte dai giovani, parte da questo modulo comunque spregiudicato, questo 3-4-3 zemaniano lo definirei, che insomma lui vuole portare avanti. Diciamo così, facciamola vedere questa probabile formazione, sì, Stefano, così almeno la commentiamo insieme e poi ti salutiamo. La probabile formazione della Turris nella partita di domani al Massimino. Sì, vabbè, Fasolino tra i pali, abbiamo Cocetta braccetto destro, esempio centrale, Maestrelli, una difesa molto giovane, Cum, come ha sottolineato il collega, la mina vagante, ha avuto un inizio di stagione veramente entusiasmante, adesso è un po' calato, la palla passerà dai piedi di Franco, scacca Barozzi centrale a fianco a lui, contesta a sinistra il tridente Giannone, Maniero e Dauria, che è la vera... ecco, a Torre del Greco ci si aspetta tanto da lui. Va bene, quando è stato chiamato in causa ha fatto sempre bene, quindi magari può aiutare un reparto comunque spuntato a ritrovare quella verba realizzativa che manca. Stefano, ti ringraziamo di cuore, Stefano Esposito di Vesuvio Live, grazie per il tuo intervento e alla prossima, grazie, ciao, buona serata. Grazie a voi, un saluto a tutti, buona serata, grazie dell'invito. Allora, intanto vi dico che l'Italia è sul 2-0 dopo aver sbagliato un rigore, caro Gianluca, con Jorginho, che si vede che in nazionale evidentemente ultimamente non è che ci prende molto, è riuscita l'Italia ad andare sul 2-0 con un gol di Chiesa e dunque Italia-Macedonia del Nord 2-0 con gli azzurri che insomma stanno facendo bene, con un sorriso di Saro Foti che tifa Italia ovviamente. Come tutti noi. Andiamo a vedere, vi faccio vedere le ultime della Turris, ne abbiamo parlato con il collega fino a poco fa per analizzare insomma quelle che sono state le sconfitte fino ad ora della squadra di Torre del Greco. Abbiamo detto proprio 0-1 Turris Giuliano, Casertana Turris 1-0, guardate le ultime, Turris Monopoli 0-1, una squadra che prende un gol a partita, non ne segna, questo almeno nelle ultime gare fin qui disputate. Per quanto riguarda invece il mister della Turris, abbiamo parlato di Bruno Caneo. Risulta giustamente al collega, per cui teniamo fede a quello che ha detto lui, che è stato ampiamente riconfermato. Fino alla settimana si diceva invece che fosse in dubbio e dunque abbiamo titolato A rischio, con il possibile ritorno di Fontana per l'ex giocatore, fra le altre del Pisa ad esempio, ha giocato in Serie B quando faceva il calciatore. E poi invece il faro, vabbè, ne avete parlato tutti, abbiamo detto è Gianluca Cum, giocatore friulano, classe 2002, beata gioventù, perché una delle sorprese più liete del campionato, esterno di talento, insomma sicuramente un giocatore di grande livello, uno dei giocatori che ha impressionato di più. Chi sta impressionando invece i nostri spettatori, cara Naomi? Vengo da te per degli aggiornamenti dai social, non mi cascare per cortesia, perché girando, è arrivato da quel lato dello studio, no, non è successo niente. Non sarebbe il caso, anche di profilo sei bella, però grazie, dico non ti vogliamo vedere cadere. Beh, non mi dare la fiducia pure tu, perché di questi tempi se dai fiducia poi la situazione... Vabbè. Stai serena, posso stare serena. Stai serena. Ti volevo leggere questo messaggio. Domani sarà un giorno importante per i tifosi, speriamo e vogliamo un cambio di marcia, siamo stanchi di abbiriarci il fegato ogni domenica o sabato o mercoledì. C'hanno pure ragione. Anche noi. Anche noi, concordo. Buonasera, squadra fatta da svincolati, speriamo che il look faccia il miracolo, ma la vedo dura. C'è speranza, ma non troppa. Bene. Forza Catania, domani tutti allo stadio a tifare. Sì. Poi, come sempre, qualche critica velata,
ma non troppo in realtà, ma se la squadra è stata costruita da Ranieri, ritenuto inadatto al progetto, come si può pensare con lo stesso organico di risalire? Ma davvero crediamo che la colpa sia stata solo di Tabbiani? Oh, finalmente oggi l'abbiamo nominato, mi mancava, vi devo confessare questo, mi manca Tabbiani, ok, è tra noi. Lucarelli è un buon allenatore, sono i giocatori che non sono di Serie C, proprio ribadiamo il concetto eppure più qualcuno volte. è di B, pensateci. Vi leggo per ora l'ultima, ricordo a tutti che si sale anche con i playoff, invadiamo il Cibali, noi siamo Catania. E questa è una frase, giustamente ci sta, ma d'altronde i tifosi ancora si dividono, vedete, no? C'è chi pensa che tutto sommato è la squadra che non ha le caratteristiche per fare bene in questo campionato, e c'è chi invece spera che qualcosa possa portare Lucarelli. Torniamo alla Turris, Gianluca, andiamo ad analizzare un po', tu hai detto sulla fase di possesso è un po' più complicato, poi vedremo, sulla fase di non possesso invece c'è qualcosa da sottolineare, ad esempio che cosa? Lo vediamo nella prima clip, forse un po' di spazio, troppo spazio tra le due linee. No, non sorridere, dai, onestamente ci sono 50 metri, lo capisco, però. È importantissima questa immagine, perché bisogna vedere la corsa di quel centrocampista. Guarda un attimino che differenza di corsa fra il centrocampista che deve andare a rincorrere l'uomo che poi fa gol, no? È un atteggiamento sbagliato, è una situazione tattica sbagliata. Io l'ho rivista in quasi tutte le partite questa situazione, da quando loro vanno male, quindi come fanno loro stessi a non studiarla, a non porre rimedio, a non mettere un play statico nella zona 14. Mi è difficile zona 14 che ormai Naomi conosce alla perfezione. Mi è difficile da pensare, però il dato che ho voluto evidenziare è proprio questo: mettendo il giocatore tra le due linee veramente puoi fare male alla Turris. Ok, e andiamo in quella successiva, no? La clip successiva, anche perché ribadiamo un pochettino lo stesso concetto, ma lo rivediamo attraverso un'altra azione che porta a vedere anche quali altri pecche. Sì, il senso è proprio quello. Vedi qua, c'è un giocatore in mezzo, la distanza è notevole, quindi è un giocatore che la prende palla, può veramente inventarsi di tutto. Quindi vedi come vedi, è l'atteggiamento tattico che è sbagliato, non sono giocatori pensanti, non hanno voglia di correre, forse non hanno nemmeno la forza di correre. Poi succede quando perdi un po' la fiducia nel tuo allenatore? Questo è grave. Quello che è successo a Catania? Sì, ovviamente sì. Allora, quando invece sono schierati, qui abbiamo visto, insomma, è un momento in cui insomma, gli altri arrivano, l'altra squadra avversaria arriva. Quando però sono schierati, che cosa succede? Anche lì ci sono delle difficoltà. Perché parliamo di atteggiamento, no? Okay. Quello spazio che abbiamo fatto vedere si crea per questo motivo. Qua loro sono schierati, 3 uomini contro 2, fase di possesso, là lo devi aggredire, non puoi permettere di mettere palla così, lasciano la seconda palla libera, lasciano l'uomo in area libero, il concetto l'abbiamo ribadito in tutte le puntate, in area si marca, quindi va bene il traversone, va bene la superiorità numerica non sfruttata, ci facciamo passare tutto, ma in area si marca, in area ti attacchi all'uomo, non guardi la palla e cerchi di porre rimedio. Loro non lo fanno, chiaramente. Chiedo in regia di andare direttamente alla clip numero 5, perché ritorniamo un po' allo stesso punto. Sono schierati, però lasciano libertà di calciare. Questa situazione, vedi, fa riflettere. Sono schierati, hanno fatto praticamente un cerchio, no? Un quadrato attorno ai giocatori della US Stabia, ma c'è poca pressione, capito? Dovrebbero lavorare di scivolamento di reparto, scalate, rompere la linea, andare a porre rimedio. Invece sono fermi là, cosa aspettano? Che la palla gli finisca addosso. Quindi ora io mi auguro che chi studia queste partite sicuramente avrà visto queste immagini, certo. E bisogna andarli ad affrontare con un uomo tra le linee, ecco, quindi girare un palleggio veloce e andare a servire l'uomo tra le linee. Mister Sarofotti, vedendo queste immagini, mentre vi dico che l'Italia ha concluso il primo tempo 3-0, ha segnato ancora Chiesa, dunque l'Italia in vantaggio per 3 gol con la Macedonia del Nord. Guardando queste immagini, cosa vede Sarofotti e dove secondo lui Lucarelli va a intervenire a questo punto? Ma guardando queste immagini mi riallaccio naturalmente al discorso di Gianluca. Intanto è davvero impensabile avere atteggiamenti come quelli che abbiamo visto in questi pochi episodi ma significativi, perché c'è staticità, c'è poca lettura delle situazioni difensive, c'è poca velocità di pensiero nell'aggredire palla e avversario. Certo. E poi se c'è una squadra che ti dà 15-20 metri di campo,
è chiaro che sulla tre quarti mettere qualcuno che è abile negli inserimenti non sarebbe male. Una cosa malvagia. Sicuramente Lucarelli, conoscendo bene le caratteristiche della Turris, con i propri uomini credo che possa sfruttare tantissimo l'uomo tra le due linee. In fase di, invece, che cosa temere della Turris? Ovviamente sì, abbiamo detto di Cum, tu ce l'ho fatto vedere, ce lo farai vedere nelle prossime 2 clip. Gianluca, che cosa sa fare questo ragazzo? Sì, Cum è un giocatore molto interessante, eccolo là. Ha giocato da terzino destro, gioca da quarto di centrocampo, esterno, è un giocatore che va dentro il campo, veloce, forte tecnicamente, coraggioso, scaltro, gioca per i compagni, gioca di reparto, è un giocatore che ti crea poi quel dinamismo in avanti che può un attimino rompere gli equilibri. È chiaro che una squadra compatta, organizzata, riesce comunque a porre rimedio, anche se voglio aggiungere e concludo, non è solo Cum, perché comunque hanno giocatori dormienti ma forti e di categoria, Giannoni, Scaccabarozzi, l'attaccante Maniero, hanno gente pericolosa. Hanno gente forte, non per niente, questa è una squadra che ha incominciato il campionato, lo ricordava il collega prima, ha cominciato il campionato benissimo, vincendo contro formazioni che adesso sono là sopra in classifica. Io posso aggiungere una cosa, io non sono l'allenatore della Turris naturalmente, no, certo. Però ora anche perché è un po' in difficoltà, però vedendo alcune situazioni non so se domani affronterà il Catania con lo stesso sistema di gioco. Io sono fortemente convinto che domani la Turris si farà qualche variante tattica, perché se così non fosse allora davvero l'allenatore va a suicidarsi, perché se una squadra proviene da 8 sconfitte su 9 gare qualcosa non funziona. Allora tu tecnico devi rimediare a questo grande problema. Il modo migliore è provare alternative e l'alternativa principe è quella di modificare l'assetto tattico. Ma magari mister, ci ha già pensato prima, perché dico non si arriva poi alla 9ª partita venendo a Catania e allora là dico ok, ne ho perse 8 su 9, dico il mio pensiero per carità, ne ho perse 8 su 9, adesso cambio qualcosa. Probabilmente secondo me lui ci ha già lavorato perché ha cambiato modulo tante volte a gare in corso, ma non sono cambiati i risultati. Cioè questa è gente che non corre, gente che è spenta in questo momento, in questa fase di campionato. E proprio per questo Gianluca, se tu tecnico riconosci, perché non puoi non riconoscere che la tua squadra ha anche qualche difficoltà nella corsa, ti presenta a Catania con un 3-4-3 dandogli tutti quegli spazi, vuol dire che davvero vuoi andare a perdere già prima ancora di incominciare la partita. Questo mi fa pensare che essendo in una situazione calcisticamente drammatica e di fronte ad un avversario comunque di prestigio, di spessore, un avversario sulla carta di valore, perché il Catania al di là della classifica ha comunque un organico di valore, io penso che il tecnico domani qualche provvedimento particolare Sai perché io lo ho un assumerà. dubbio, mister? Perché anche con la Juve Stabia non ha cambiato atteggiamento. Allora è presuntuoso. Non lo so, però non ha anzi secondo me non lo conoscete. Conoscete Caneo? No. Secondo me l'avrà provato durante la settimana e altri sistemi di gioco non lo convincono. Quindi credo che questo sia il male peggiore, anche perché lui viene da un inizio di campionato forte, dove giravano tutti ed era quello il sistema di gioco che lui adottava. Quindi magari aspetta, avendo la fiducia, dico sono supposizioni perché non la conosciamo da vicino a tutti, magari sono supposizioni, aspetta che giocatori come Giannone, Scaccabarozzi, Cum, Maniero, Dauria che sta facendo veramente bene, un altro l'attaccante esterno, magari si sveglino, no? E non vuole lasciarne due Bisogna fuori. vedere quando si sveglieranno, sperando che non lo facciano proprio al Massimino, lo speriamo tanto. Cosa dicono i tifosi? Anzi no, cosa dice i social in questo caso, vero Naomi? Io leggerei il post molto commovente che ha pubblicato Michele Zeoli, e quindi con l'aiuto della regia ci colleghiamo un attimino su Instagram, perché lui ha più volte detto di essere prima di tutto un tifoso del Catania e questo post trasuda tutto l'amore per la maglia. Scrive: grazie a tutti per il supporto e l'affetto che mi avete dimostrato, non lo dimenticherò mai. Grazie a chi mi è stato vicino in questa settimana, in campo e fuori. Grazie ai calciatori per il rispetto e l'accoglienza ricevuta, alla società per avermi dato la possibilità di sedermi su una panchina gloriosa, orgoglioso di aver rappresentato un popolo
popolo sparso per il mondo. L'amore conta, canta Ligabue, e quindi sarà l'amore per la maglia e per la squadra a permettere di risalire la china. Il senso del noi, compattezza, vedo tante similitudini con la stagione 2000-2001, sperando finisca diversamente. Ora torno dai miei ragazzi, hanno bisogno di me ed io di loro per continuare il nostro percorso. PS, i più emozionanti 180 minuti della mia carriera calcistica li ho vissuti questa settimana. Avanti Catania. E l'emozione di Zioli l'abbiamo percepita, cara Naomi, proprio nella gara, anche nel post gara della partita di Cerignola, quando ha parlato anche dei ragazzi e della squadra. A proposito di squadra, allora, sono 24 i convocati del Catania per la partita contro la Turris, ci sono anche Di Carmine e Livieri, tante sono state le prove in questa settimana, soprattutto Lucarelli ha tenuto insomma a rinsaldare lo spirito della squadra, la compattezza, il gruppo. Che cosa produrrà tutto questo nella partita di domani? Proviamo a vederlo attraverso la grafica della probabile formazione del Catania che abbiamo disegnato con un 4-3-3, ma vi diciamo che questa è un'evoluzione tattica che potrebbe esserci durante la partita. Abbiamo parlato di un Catania camaleontico, no? Se voi provate a spostare un giocatore del centrocampo, abbiamo detto del caso di Rocca ad esempio, un pochettino più avanti, con Chiricò a destra, Bocic a sinistra e Sarao o Di Carmine come punta, trasformate questo 4-3-3 in un 4-2-3-1 che può essere la soluzione che il Catania alternerà nella partita di domani. I ballottaggi: Bois a destra con Rapisarda e i due esterni d'attacco, Chiricò con Chiarella, Bocic dall'altra parte con Marsura o De Luca, Sarao con Di Carmine. I tre che vedete a centrocampo dovrebbero essere quelli che sono confermati. Gianluca? No, quello che dicevamo inizio puntata, no? Rocca è dei tre centrocampisti è quello che ha più gamba e più atteggiamento tattico per andare a fare la sottopunta. Abbiamo visto 2 secondi fa la Turris. Proviamo ad immaginare 3 giocatori di qualità, di gamba in quella zona di campo, ok? Altro che area 14, zona 14. Là diventano pericolosi, però dietro bisogna andare a conquistare palla. E concludo dicendo che in questo caso, come ho detto poco fa, Chiricò non sarebbe più solo a fare quella giocata dall'esterno verso l'interno, perché gli dai tante soluzioni. Bois che va sulla destra, Rocca che ce l'hai vicino, Sarao o la punta di riferimento come palla filtrante. Chiaro. Quindi sono tante soluzioni. Mister, è questa l'idea? È questa l'idea che può mettere in difficoltà la Turris? Sicuramente per quello che è stata la Turris nelle visioni che noi abbiamo accennato poc'anzi, questo sistema di gioco può portare dei vantaggi. Io però ritengo la cosa più importante, apprezzo il discorso che ha fatto Lucarelli sul fatto che una squadra in campo deve saper trasformare la propria identità dal punto di vista strategico. E questa è anche un po' la mia filosofia, quella che mi ha sempre contraddistinto nel periodo quando io facevo l'allenatore. Una squadra in campo, se fa fatica perché l'avversario ha preso le contromisure, tu devi avere un piano B, chiamiamolo tanto per intenderci, un'opzione che ti fa cambiare la partita, e non c'è bisogno di fare anche i cambi. È quello che diceva Lucarelli. Questo oggi però dipende dalle caratteristiche dei calciatori. Se tu hai giocatori che possono permetterti di trasformare un sistema di gioco da uno ad un altro, perché poi il sistema di gioco sì, sono numeri, ma il sistema di gioco, siccome si tratta di dislocazione dei giocatori sul rettangolo di gioco e dei loro compiti, ovviamente sull'avversario interagisce in maniera positiva, cioè l'avversario va in difficoltà perché perde punti di riferimento. Velocemente andiamo a vedere quella che è la top 11 del girone C con un 3-5-2 disegnato in questo caso da noi, quello lo scegliamo noi il modulo, poi invece tutto il resto viene fuori da dati statistici e non per niente ci sono 4 giocatori della Juve Stabia in questa formazione, vale a dire Tiam, Bacchini, Leone e Mignanelli, poi ci sono altri giocatori di un certo
livello, ad esempio Starita che sta facendo benissimo nel Monopoli e Murano che sta facendo molto bene, l'abbiamo visto anche qui in Coppa Italia contro il Picerno, e poi ci sono giocatori di squadre che stanno molto bene in classifica come il Benevento e l'Avellino, soprattutto lì in difesa. Un 3-5-2 in questo caso per la nostra top 11. Io vi devo salutare perché fra poco diamo spazio alla pallavolo, diamo spazio alla Saturnia che è impegnata in un campionato pazzesco, la Superlega, campionato più importante del mondo. Saro Foti, grazie a voi, per essere stati con noi. Grazie a tutti gli ascoltatori. Ovviamente l'invito per te è sempre valido, quando vorrai sei qui con noi. Gianluca, anche per te l'invito è sempre valido, quando vorrai, la prossima settimana ti aspettiamo. Grazie, saluto tutti, buonasera a tutti. Ciao Gianluca Russo, noi ci fermiamo, ci ritroviamo fra pochissimo con la pallavolo, fra poco. Dedicata alla Saturnia, Farmitalia che gioca domenica contro Milano, una partita importante per quanto riguarda il campionato di Superlega. Ne parliamo con Mimmo Cavaccini, vice capitano e libero della Saturnia. Mimmo, ciao. Ciao, grazie. Come va? Tutto bene? Bene. Catania? Bene, bella. Tu di dove sei? Io sono di Salerno, Battipaglia, vicino a Salerno. Oh, mozzarella. Esatto. Però insomma Catania... No, bella, soleggiata, poi per fortuna fino adesso poi veramente... Queste giornate pare estate, va bene. Senti, invece concentriamoci sulle partite che sono importanti. Sul momento della Saturnia, venite dalla partita di Civitanova, un'altra partita in cui comunque avete dimostrato di avere comunque un valore, di essere parte importante di questo campionato. Adesso c'è anche un match, dovete tentare di portare a casa dei punti perché insomma poi adesso la vedremo la classifica, avete fatto i 3 punti molto buoni con Cisterna, adesso si tratta magari di trovare un altro risultato positivo. Sì, allora, Civitanova era una trasferta comunque abbastanza ostica e siamo tornati a casa anche con un po' di amaro in bocca. Questo secondo noi è sintomatico, ce lo siamo detti anche oggi, significa che qualcosa nel campo la lasciamo, quando c'è quel sapore di insoddisfazione significa che qualcosa l'hai messa giù, insomma non sei tornato via da una trasferta con una sconfitta netta di bastonate, ce la siamo giocata, forse l'ultimo set abbiamo un po' mollato di testa, però i primi 2 set secondo me sono stati molto belli anche da vedere. La vittoria con Cisterna per adesso è la vittoria più importante, ovviamente contro una diretta concorrente ci ha dato un bel po' d'ossigeno. Comunque secondo noi, insomma, per noi tutte le partite sono buone per fare punti, dobbiamo mordere l'acceleratore perché veramente un punto può fare la differenza, quindi Catania, Civitanova, Cisterna deve contare poco, secondo me l'approccio alla gara deve essere sempre lo stesso. Stiamo vedendo proprio le immagini della partita, gli highlights della partita, dell'ultima partita di campionato, fra parentesi chiaramente un infrasettimanale, particolare appunto anche giocare ogni 3 giorni ovviamente diventa anche un po' più complicato. Ovviamente tutti avete giocato il turno successivo, cambia qualcosa nell'impostazione, nella preparazione della partita con Milano? Sì, cambia qualcosa, ma cambia più per lo staff tecnico probabilmente, alla fine tutti giochiamo ogni 3 giorni, quindi esatto. Cambia magari più la programmazione fisica per quanto riguarda proprio la gestione dei salti dei ragazzi, ma per noi atleti diciamo che in questa settimana la cosa più difficile e importante è stato un po' il recupero, però è come se poi ti vuoi aggrappare a un qualcosa che secondo me è un po' futile, alla fine giochiamo tutti ogni 3 giorni, dobbiamo trovare il modo di giocare bene, insomma. Giustamente, andiamo a vedere la classifica del campionato di Superlega con Catania che in questo momento è lì con 3 punti, Milano è un punto più su, è l'avversario diretto della partita del Palacatania, e poi ci sono le altre che insomma non sono neanche tanto distanti, perché insomma quelle con cui voi vi giocate, avete battuto Cisterna che adesso ha 5 punti in classifica, quelle con cui vi giocate insomma la posizione importante in campionato per centrare la salvezza sono tutte lì. Innanzitutto non si deve avere paura di guardare la classifica secondo me, perché c'è sempre, sai, quel timore a dire la classifica va guardata, rispecchia quello che adesso abbiamo fatto. Noi dobbiamo innanzitutto tenere presente che il nostro obiettivo principale
Esatto. È la salvezza, quindi dobbiamo guardare la classifica in questo momento con un bel sorriso, perché siamo fuori dalla zona retrocessione. Questo è il primo punto da dove ripartire, ci tengo a precisarlo, perché sembra che quando perdi 3 partite di fila ti porti dietro quella scia di invece no, guardiamo la classifica, vediamo che siamo sopra. E che ci avete uno bello scontro da vivere con i vostri tifosi, perché poi ne abbiamo parlato l'altra volta con Elia, l'altra volta ne abbiamo parlato nella partita Possi, nella partita precedente. Il pubblico è una valvola per voi importante. Importantissimo, infatti una delle prime cose che ci siamo detti è che siamo rimasti tutti molto contenti, anche i ragazzi che hanno giocato contro di noi hanno detto è bello giocare qua raga, il pubblico si sente, credo che sia una parte troppo importante, specialmente per una squadra come la nostra che ha ovviamente bisogno di una spinta in più per rubare quel punto che ci farà salvare a fine stagione. A proposito di pubblico, Naomi, ci sono messaggi anche per quanto riguarda la Saturnia, insomma vengo da te per sentire e per leggerli insieme. C'è un bel messaggio che volevo leggervi, scrivono: Catania non è solo calcio, complimenti a questi ragazzi che promuovono Catania e i suoi valori positivi attraverso uno sport meraviglioso. Mi sembra che insomma questi sono i messaggi che arrivano dai nostri spettatori, mi sembra anche una caratteristica importante, no, di questa città, perché è vero, noi anche per mestiere parliamo tanto di calcio e di pallone del Catania, però parliamo anche di Saturnia, di pallavolo, perché insomma Catania va in alto e voi la state tenendo in alto in un campionato che, con tutto il rispetto in questo momento per il calcio, è il campionato più importante d'Italia e più importante del mondo, fra i più importanti del mondo di pallavolo. Deve essere conosciuto, deve essere sponsorizzato, la gente deve incominciare a masticare un po' di questo sport, perché a parte che Catania credo che la meriti una squadra in Superlega. Anche perché Catania insomma conosce la pallavolo molto bene. Ma la Sicilia in generale ha una bella storia di pallavolo. Senti, tu vivi un po' questa cosa del libero, perché il libero è un ruolo particolare, no? Perché è un po' come il portiere del calcio, cioè si vede solo quando fa gli errori, per cui vorrei capire se tu la vivi un pochettino in questo modo oppure se sei un po' più scanzonato. No, la domanda è lecita, anzi la prendo volentieri, perché secondo me la parte difficile del nostro ruolo, del ruolo del libero, è proprio quella mentale. Devi essere forte mentalmente per fare un ruolo del genere, perché appunto, come dicevi, è facile incombere in critiche facili ed errori. Che si vede, no, la percentuale di così. Sì, però poi il lavoro sporco dietro si vede poco, magari la difesa non è scautizzata, è scautizzata solo la ricezione, però a prescindere da quello è un ruolo dove devi necessariamente essere concentrato, ci sono tante piccole cose che poi alla fine una copertura fatta a un momento importante ti può svoltare la partita e devi essere deve essere pronto. Come il portiere, esatto, cioè il paragone ci sta, no? Sì, perfetto. Il paragone ci sta. Andiamo a vedere quelle che sono invece quello che è il programma un po' della Farb Italia, le prossime 3 partite di campionato, partendo da quella del 19 di novembre contro Milano alle ore 18, fra parentesi saremo lì per seguire la sfida, per poi fare i servizi per i nostri telegiornali Milano, e poi dopo andate, altra sfida non certo facile, contro Trentino il 26 di novembre, poi vi attende un'altra trasferta a Padova, dunque una partita da sfruttare questa qui con Milano. Che partita ti aspetti e quali sono i punti di forza vostri che potete far valere contro i Lombardi? Allora, sicuramente noi abbiamo un bel livello di cambio palla in questo momento, quindi cominciando da lì credo che poi la partita, se siamo bravi a interpretarla come abbiamo fatto fino adesso, arrivare a punteggi importanti viene un po' da sé. In casa ci riesce un po' meglio, il momento importante intendo, magari fuori casa ovviamente, come magari anche agli altri, ti manca quel qualcosina che ti fa fare quei 2 break in più. Trento È Trento. Non dobbiamo aver paura. Concentriamoci su Milano intanto, dai. No, ma era per dire che per me davvero a livello mentale cambia poco, perché noi non dobbiamo avere paura di Milano, non dobbiamo avere paura di Trento, magari è Trento che ha qualcosa da perdere con noi. E questo è vero, certo. Quello che c'ha da perdere è sicuramente loro. Senti, tu hai giocato massima serie anche con Cisterna? Giusto? 3 anni. Sì, Castellana Grotte, così? 2 anni. E poi eri a Vibo, per cui conosci bene Cesar conosce bene te e conosce bene parte del gruppo. È stato importante questo nel suo inserimento? Sì, assolutamente, ovviamente ha accorciato i tempi di amalgama, ovviamente siamo
5 persone che ovviamente avendo già lavorato un anno insieme conoscevano le dinamiche di lavoro. Ci sono quelle piccole cose che ti fanno, che poi magari ti arrivano nel corso del tempo, e invece noi, bastato 2 giorni, abbiamo ripreso a fare quello che già sapevate. Sì, magari una comunicazione veloce che usavamo l'anno scorso l'abbiamo subito riutilizzata, quindi secondo me è stato un aspetto importante ritrovare subito un allenatore che potesse darci questa cosa che c'era mancata. Siamo in chiusura, rivolgiamo un invito ai tifosi per venirsi a divertire, innanzitutto, perché è un gran divertimento vedere le partite di Superlega, e venire a tifare per voi. Sì, venire a tifare, ma poi soprattutto venire ad aiutarci e aiutarli a conservarvi questa Superlega, perché penso sia un patrimonio un pochettino della città, quindi il mio augurio e auspicio che il catanese in generale si senta su anche questa Superlega, perché magari è anche bello e ti inorgogliosisce parlare della tua città in Superlega. Esatto, pensare di essere in questo campionato così importante. Mimmo, visto che è un nome molto anche catanese, molto catanese, ti saluto e ci rivediamo allora domenica al Pala Catania nella partita con Milano. Vi ricordo gli appuntamenti con lo sport a partire da domani, perché da domani alle 13:30 andiamo in onda con Diretta Stadio su Telecolor per raccontarvi la partita fra Catania e Turris, tutti i collegamenti allo stadio e poi le interviste post gara. Lunedì ritornerà anteprima corner subito dopo il TG del pranzo e poi corner subito dopo il TG della sera. Noi con Preview ritorniamo invece venerdì prossimo. Ciao, buona serata.